Quasi 200 persone in rappresentanza di una ventina di associazioni e comitati di tutto il Veneto per dire no al nuovo disegno di legge sicurezza approvato alla Camera in attesa del passaggio al Senato. L'Assemblea regionale in Sala San Leonardo a Venezia è una nuova occasione per ribadire una critica che arriva fino alle fondamenta di un provvedimento ritenuto persino fuorviante nel titolo. Questo è un decreto che non crea sicurezza, crea solo più degrado, crea solo più problemi, più repressione, più carcere e soprattutto non dà nessuna risposta invece a quella che è la sicurezza vera, che è quella della sicurezza di avere un'abitazione, di avere dei servizi sociali, di avere la sanità che funziona. Annunciata da un flash mob sul tetto della stazione, l'Assemblea di Venezia segue il corteo di 5.000 persone per le vie di Padova il 26 ottobre. Proprio la stretta sulle manifestazioni, già denunciata dai sindacati, innesca, secondo il comitato No Grandi Navi, una grave chiusura degli spazi democratici. Mette a rischio sostanzialmente tutte le forme di protesta criminalizzandole. Basta ricordare che è attraverso proprio la protesta, è attraverso le lotte dei movimenti sociali che in questo paese sono stati guadagnati i diritti. 13 nuovi reati, 14 articoli che invece aumentano le pene a reati già esistenti ed è un attacco indiscriminato a tutti, non solo agli attivisti climatici, ai sindacati, ai manifestanti per le lotte sociali e per la casa, ma anche nei confronti dei più deboli e dei più marginalizzati. Qualcuno, ad esempio, si domanda se domani saranno ancora possibili le manifestazioni che a Venezia sensibilizzarono l'opinione pubblica internazionale sui danni provocati dal passaggio delle grandi navi. Viene inoltre puntato il dito su provvedimenti che rispondono con la repressione a tematiche più propriamente sociali che in quel contesto dovrebbero essere risolte. Diciamo che in sostanza c'è una visione in cui lo Stato sociale arretra e invece si espande purtroppo il sistema repressivo penale.